Presentato oggi presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento le notevoli potenzialità della nuova colonna video in uso presso l'ospedale. L'apparecchiatura è di ultima generazione, in grado di offrire alti standard nella qualità delle immagini e di consentire avanzati interventi mini-invasivi in estrema sicurezza. L'incontro è avvenuto stamani presso il reparto chirurgia dell'ospedale di Agrigento alla presenza del commissario straordinario dell'ASP Mario Zappia e del direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale, professor Carmelo Sciumè. È una innovazione tecnologica all'ultimo grido, si può dire, perché ancora non c'è stata una colonna che ha superato questa, perché quando l'abbiamo scelta con oculatezza, perché sappiamo che i soldi dello Stato devono essere spesi in maniera molto precisa per usufruire medici e pazienti. A che cosa serve questo macchinario? Questo macchinario serve a vedere meglio quello che c'è nel nostro corpo, sia con una visione molto chiara che è la 4K, che la conosciamo tutti ormai, e sia con la visione tridimensionale che ci permette di vedere i dettagli che sono nel nostro corpo e quindi andare a dissecare ogni elemento per quello che è. Perché a volte quando sono interventi estremamente difficili non si riesce a capire bene qual è la struttura che dobbiamo sezionare e quella che dobbiamo conservare. Con la 3D riusciamo a vedere nei minimi dettagli tutto quello che c'è da vedere. Quindi per voi chirurghi un aiuto in più importantissimo in sala operatoria? Sì, per noi chirurghi al servizio dei pazienti, perché se uno fa meno complicanze, fa meno, i pazienti sono più soddisfatti e non hanno motivo di accedere al contenzioso medico-legale. Lei poco fa ha detto che i video vengono anche registrati? Sì, vengono registrati integralmente. Quindi possono essere utilizzati? Possono essere utilizzati sia a scopo didattico sia a scopo medico-legale. Il professore Sciumè fa un sacco di patologia tumorale e oncologica, per cui il 3D che dice lui e i tessuti che non si confondono, cioè quando una patologia tumorale i confini di un organo rispetto a un altro sono alterati, per cui il 3D assieme al 4K per la visione ha molta importanza per lui che fa tanta patologia oncologica. Domanda? Dottore Zoppini, ha degli strumenti nuovi anche per la chirurgia fondamentale, appunto abbiamo detto? Gli strumenti nuovi per loro, che sono quelli sul campo, e per le persone che attraggono per le loro qualità e per la loro bravura, non possiamo non dargli gli strumenti che loro servono. Ovviamente si parte da una base, così come è stato per l'ortopedia con il dottore Tolumello, abbiamo preso il robot e lui già l'ha utilizzato, ho visto anche delle immagini importanti. Qui abbiamo un altro passo avanti importante e ripeto, l'obiettivo a cui tutti noi dobbiamo tendere, ma lui è bello tosto e testardo, a cui dobbiamo tendere è avere il robot anche nella chirurgia, che ci consente di migliorare la qualità delle cure. Questo già è un bellissimo passo avanti per le motivazioni che il professore vi ha dettagliato. Quanti sono gli interventi che attualmente fate? Allora, considerate che abbiamo sia la chirurgia in elezione che la chirurgia d'urgenza. Siamo 50-50, cioè abbiamo il 50% di interventi in chirurgia di elezione e certamente quando c'è un'appendicite acuta, diciamo severa, l'aiuto della tecnologia ci porta ad avere una più serenità nell'affrontare, perché vedere meglio, vedere bene la nitidezza è quello che aiuta, ripeto, il chirurgo, ma evidentemente chi ne usufruisce è il paziente. Sono lunghe le attese per accedere al vostro reparto, dottore? Abbiamo un CUP che funziona perfettamente, il paziente con una semplice ricetta del medico curante va al CUP per la visita e poi c'è la lista d'attesa A, B, C e D, come voi sapete, in base alla gravità della patologia, più tutte le urgenze che vengono non solo, diciamo, da questo ospedale, ma voi sapete che la chirurgia in altri presidi ospedalieri è un po' carente, per cui vengono
ospitati presso la nostra degenza.